un commento appunto a quello che è successo a Milano, in quel tribunale che Di Pietro conosce bene, e poi dobbiamo però dare l'economia. Un minuto per voi. Andrea, buon pomeriggio. Ok, subito una reazione su quello che è successo a Milano, insomma, sulla sentenza di Milano. Beh, voglio dire, i processi è da una vita che si stanno facendo, quel processo in particolare. Non è che il giudice, mentre fa un processo, deve stare attento allo scioglimento anticipato delle Camere, deve stare attento a chi è l'imputato, a chi è il testimone. I processi fanno il suo corso e facciamogli fare il suo corso. Semmai è qualcuno che vuole approfittare del fatto che fa la campagna elettorale per sfuggire ai processi. Quindi, voglio dire, un uso politico della giustizia non è fatto dai giudici di Milano che stanno semplicemente facendo un processo che già va avanti da un anno a questa parte, ma semmai di quelli che si candidano alle elezioni e con la scusa delle elezioni vogliono far scampare i processi.